cito una sua frase dei giorni scorsi: Grillo è peggiore di quelli che attacca, avrebbe i consensi ma perde tempo. Dura la sua presa di posizione. Molto dura, perché io posso dire di essere un deluso dal Movimento 5 Stelle e da Grillo. Nel momento in cui la politica era in grande difficoltà, ha fatto una proposta di cambiamento e la gente l'ha votato sulla fiducia perché non sapeva cosa fosse. Bene, ora sono passati 8 mesi da quando è entrato in Parlamento. Io sfido in ogni incontro che faccio, sfido i miei interlocutori, chi ho davanti, chi ascolta, a dirmi una sola cosa che in questi 8 mesi i 150 parlamentari hanno fatto in Parlamento. Io ne ricordo 2 sole, devo dire, e tutte e 2 negative. La prima, nel momento in cui si è discusso dell'eliminazione del reato di immigrazione clandestina, l'Italia dei Valori è per l'eliminazione, così come l'Associazione Nazionale Magistrati, perché è un reato devastante che penalizza anche chi salva, chi sta annegando, perché non è quello il tema. Poi avete visto, non vogliono stare nemmeno in Italia chi viene. Il sindaco Marino ha aperto le porte di Roma, non hanno nemmeno dormito gli immigrati, sono andati via subito, scappano ovviamente, non è che vanno da una povertà a un'altra, però non è certo il reato. Bene, Grillo ha smentito i suoi senatori dicendo, insieme a Casaleggio, che non andava eliminato, se no perdeva voti, cioè capite, voti in cambio di vite umane da una parte. La seconda cosa che ricordo è alla commemorazione di Nassiria, quando una senatrice non smentita dai suoi leader, quindi né da Grillo né da Casaleggio, ha detto che oltre a chi era morto lì andava commemorato anche il kamikaze. Ecco, io tranne queste 2 cose che chiaramente non condivido, io non riesco a ricordare una sola iniziativa parlamentare, una sola iniziativa politica che 150 parlamentari, perché poi noi dell'Italia dei Valori nella precedente legislatura eravamo 29 alla Camera e 14 al Senato, quindi non eravamo molti, ma quello sì, facevamo per 150, sia all'interno del Parlamento, e si notava la nostra azione, ma anche all'esterno. Abbiamo fatto il referendum contro il nucleare, no al legittimo impedimento, acqua pubblica, no al Porcellum, articolo 18, si vedeva l'azione politica. Bene, io 150 parlamentari posso dire con franchezza che sono veramente deluso da questa azione. Qualcuno può dire, vabbè, ma hanno rinunziato a una parte dei loro emolumenti. Anche noi dell'Italia dei Valori lo abbiamo fatto, abbiamo dato l'ultima tranche di finanziamento quando eravamo in Parlamento per ricostruire a Finale Emilia, dopo il terremoto, abbiamo consegnato al Presidente della Regione 1,8 milioni per ricostruire una scuola, ma non abbiamo fatto tutto questo battage pubblicitario, perché se esprimi solidarietà lo fai anche in maniera disinteressata. Per il resto poi non mi pare che abbiano fatto altro. Sì, la sua posizione è chiarissima. Onorevole, noi la ringraziamo di essere stato qui con noi e contiamo di rivederla presto. Grazie a voi, a presto e buon lavoro per voi. Grazie.